Inizia oggi la seconda settimana di ritiro precampionato in casa Acragas. Mercoledì la squadra biancazzurra sarà impegnata in un allenamento congiunto con il Canicattì allo stadio Esseneto di Agrigento con inizio alle ore 18. La società nel frattempo è impegnata sul mercato per continuare a rafforzare la squadra. Il direttore sportivo Ernesto Russello lavora quotidianamente per portare ad Agrigento i profili giusti per una stagione da protagonisti. Soddisfatto anche il tecnico Nicolò Terranova, che dichiara: il solo lavorare in una società blasonata e prestigiosa come l'Acragas non può fare altro che portare solo sensazioni positive in me, nel mio staff e in tutti i calciatori al momento della mia disposizione. Sappiamo di far parte di una società formata da uomini, di persone per bene che mantengono fede agli impegni presi e che si adoperano costantemente e continuamente e fattivamente per il bene dell'Acragas e per portarla ai fasti che ha conosciuto e che la piazza merita. Attualmente l'organico è incompleto, ma niente drammi, in quanto posso contare sul prezioso e competente operato del direttore sportivo Ernesto Russello, che con grande pazienza, in un momento difficile di mercato complicato, ha contattato e contatta quotidianamente profili di calciatori di categoria superiori funzionali al progetto dell'Acragas e ben disposti ad indossare una maglia gloriosa che comporta oneri ed onori. Il direttore sta lavorando alacremente per allestire una rosa altamente competitiva, per realizzare l'obiettivo che la società con il presidente Deni in testa si è prefissata, e sono certo che mi metterà a disposizione calciatori dotati tecnicamente e moralmente, in grado anche di fare la differenza in campo. Già in settimana è previsto l'arrivo di alcuni calciatori, ma se ciò non dovesse verificarsi, nessun problema. Il mercato richiede pazienza e bisogna anche sapere attendere. I colpi sono in canna. Intanto la preparazione atletica continuerà come da programmazione con gli attuali calciatori che si stanno allenando con grande impegno, spirito di sacrificio, che mi hanno ben impressionato in questi giorni. Conclude, ripeto, stiamo lavorando in piena serenità e tranquillità, la società è sempre presente, non ci farà mancare nulla e tutti siamo orgogliosi di far parte dell'Acragas e faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Questo in conclusione quanto affermato dal mister Nicolò Terranova.